Nella 24esima domenica del tempo ordinario arriviamo, nella lettura del Vangelo secondo Marco, al punto di svolta. È il passo centrale del Vangelo, quando avviene un cambiamento decisivo. Termina la prima parte e inizia la seconda. La prima parte era finalizzata a mostrare da dove è venuta l'affermazione che Gesù è il Cristo. La seconda parte deve contenere la formazione dei discepoli affinché comprendano bene in che cosa consiste essere il Cristo, il Figlio di Dio che dà la vita. Al termine dunque della prima parte, in cui si è narrata una serie di vicende in cui Gesù ha mostrato fortemente la sua autorevolezza messianica, egli chiede ai discepoli: allora, avete capito chi sono io? Le opinioni degli altri sono vaghe, ripetono semplicemente il passato. Uno dei profeti di una volta. Pietro ha il coraggio di dire: tu sei il Cristo. E qui troviamo la prima grande professione di fede nell'itinerario che l'Evangelista Marco vuole far percorrere ai catecumeni romani per cui scrive. Gesù è il Cristo, vero, ma non sufficiente. Gesù ordina ai discepoli severamente di non parlare di lui ad alcuno. Non è sufficiente riconoscere che Gesù è il Cristo per poter aderire a lui. È necessario comprendere bene in che cosa consista fare il Messia. E cominciò a insegnare loro. Il verbo cominciare rivela che qui c'è un inizio. È l'inizio della seconda parte. Una parte più didascalica, in cui Gesù insegna ai discepoli che il Figlio dell'uomo, cioè lui stesso, dovrà soffrire ed essere rifiutato dalle autorità di Israele, fino al punto da venire ucciso, ma annuncia anche: dopo 3 giorni risorgerò. Gesù lo dice apertamente, ma i discepoli non lo capiscono, non lo vogliono capire, non riescono ad accettarlo, non rientra nella loro mentalità che un Messia possa essere trattato così fino alla morte. Pietro lo prende in disparte e cerca di fargli cambiare idea. La professione di fede di Pietro non era ancora un abbandono fiducioso in Gesù. Non c'era poi quella grande fiducia in lui, se pensa che stia sbagliando. Pietro rimprovera Gesù, invitandolo a non dire nemmeno cose del genere. Ma Gesù non si lascia bloccare. Dice al discepolo: mettiti dietro di me, Satan. Il termine Satan è un nome comune in ebraico e indica colui che fa un ostacolo, che mette i bastoni fra le ruote. Non mi essere d'inciampo. Mettiti dietro, non davanti, non ostacolare il mio cammino, impara da me. Se vuoi essere mio discepolo, vienimi dietro e impara la mia strada. Ecco l'inizio della catechesi dei discepoli. Sono discepoli coloro che vanno dietro a Gesù e imparano a pensare, a volere, ad agire come Gesù, non quelli che gli insegnano la strada, che pretendono da Lui che faccia quello che vogliono loro. La prima lettura ci propone un brano del poema del servo sofferente, tratto dal libro del profeta Isaia, questa volta
dalla seconda parte del rotolo, quella appunto che si chiama il secondo Isaia. All'interno di questa sezione sono contenuti dei poemi identificati come i canti del servo. Quello che ci è proposto al capitolo 50 è un testo in prima persona, singolare, quindi ha il tono autobiografico. In prima istanza era il profeta stesso che narrava la propria esperienza dolorosa. Questo profeta anonimo che guidò il piccolo resto di Israele in esilio a Babilonia ebbe a soffrire molto da parte dell'autorità politica babilonese. La polizia lo tenne d'occhio, lo arrestò, lo torturò, lo processò, lo condannò, lo eliminò. E lui, in questo momento di passione, ha lasciato memoria della propria testimonianza eroica. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio. In qualche modo c'è un collegamento con quello che abbiamo meditato domenica scorsa. Cioè mi ha fatto capire quello che voleva. Io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. Avendo ascoltato quello che il Signore mi proponeva, ho presentato il mio dorso ai flagellatori, la mia guancia a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Noi siamo talmente abituati ad ascoltare questo testo, che ci viene proposto ogni anno la Domenica delle Palme, nella Passione del Signore, che ci sembra di sentire direttamente la voce di Gesù dietro a queste parole. Ma non dimentichiamoci che invece sono state scritte 500 anni prima di Gesù, da un profeta che parlava di sé, cioè un uomo che per essere fedele a ciò che il Signore gli aveva chiesto è stato trattato malissimo da altre persone che lo hanno frustato, gli hanno strappato la barba, gli hanno sputato in faccia, l'hanno umiliato, offeso. Ma lui resiste. Il Signore Dio mi assiste, non resto svergognato, rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non rimanere deluso. Chi mi difende è vicino, è il Signore che mi fa giustizia. Chi avrà il coraggio di accusarmi? Il Signore mi assiste, chi potrà dimostrarmi colpevole? Di fatto questo profeta viene ucciso e la sua vicenda personale diventerà profetica. I discepoli lo ricorderanno come un santuomo, figura ideale del giusto sofferente, figura del Messia. E Gesù applica a sé proprio questa caratteristica del servo sofferente. In quanto Messia, Gesù dice a Pietro e agli altri: io sto per presentare il dorso ai flagellatori e la faccia a quelli che mi strapperanno la barba, ma resisterò, mi uccideranno, ma non sarà l'ultima parola. Questa è la strada, proprio perché il Signore mi ha aperto l'orecchio e io non mi sono tirato indietro, finirò male. E voi, miei discepoli, seguitemi su questa strada. I discepoli rispondono con il versetto del Salmo responsoriale: camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Il Salmo 114 fa parte dell'Allel pasquale, è una preghiera che viene recitata durante la cena pasquale ebraica, è un singolo che parla, ma in qualche modo è un personaggio collettivo, è il popolo stesso che dice: amo il Signore perché ascolta il grido della mia preghiera, ha teso l'orecchio verso di me nel giorno in cui lo invocavo, mi stringevano funi di morte, ero preso nei lacci degli inferi, ma
il Signore mi ha liberato la mia vita dalla morte. Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. È la testimonianza del Cristo che affronta la passione sicuro di raggiungere la terra dei viventi. Nella seconda lettura, ascoltando ancora lo scritto dell'Apostolo Giacomo, ci viene proposto il dilemma fra fede e opere. È un testo che sembra in contrasto con molti passi paolini, ma in realtà Giacomo voleva criticare cattivi interpreti di San Paolo, cioè persone che ritenevano bastasse solo la fede teorica senza una vita concretamente buona. Quindi Giacomo non contesta Paolo, ma integra e completa. Paolo parla di una fede iniziale come punto di salvezza che viene da Dio. Giacomo invece parla di una fede come conoscenza delle verità da credere. Non basta questo, è necessario che la fede diventi vita, piena di opere buone. Ed è quello che San Paolo ha sempre raccomandato ai suoi lettori, un impegno concreto nel bene. Non basta parlare di fede, è necessario che queste parole diventino vita. Per essere autentici discepoli dobbiamo seguire Gesù concretamente, nei fatti e nella verità, giorno per giorno.